Come blocco trasparenza e lotta alla corruzione. Bene, allora, meno società partecipate, più efficienza. Allora, ridurremo le aziende partecipate e i loro consigli di amministrazione. Attualmente la Regione Veneto controlla direttamente o indirettamente 98 aziende partecipate, molte di queste hanno bilanci in rosso, che gravano sulle spalle dei contribuenti senza offrire però servizi adeguati. La Regione, qual è il principio? Che la Regione dovrà avere partecipate dirette o indirette soltanto se strategiche, soltanto se utili per la Regione. Quindi andremo a dismettere tutte le aziende indirette che non sono funzionali per la Regione. Per esempio, faccio un esempio, c'è una partecipata che riguarda la rocca di Monselice SPA, è una partecipata dalla Regione che serve esclusivamente per, diciamo, controllare, no, la manutenzione della rocca di Monselice. Ora, credo che per esempio in questo caso il comune, possono esserci altre forme, ecco, che non serva avere un'azienda partecipata come un consiglio di amministrazione addirittura, quindi si trasformano in poltronifici, no? Ecco, io non voglio che nessuna azienda diretta o indiretta con partecipazione diretta si trasformi in un poltronificio. Costruiremo 2 macro holding, una finanziaria e una per le infrastrutture, e queste 2 macro holding andranno, diciamo così, a costituire le 2 case madri, diciamo, sotto le quali ci saranno aziende con valore strategico e con finalità utili per la Regione. Cosa faremo per la trasparenza e la lotta alla anticorruzione? Lotta per la corruzione. Allora, istituiremo un garante indipendente contro illegalità e mafia. Quindi istituiremo un garante anticorruzione indipendente dalla Giunta, nominato dal Consiglio regionale con una maggioranza dei 2/3. Un garante che ovviamente sia concretamente indipendente dal controllato. Il Veneto ha bisogno di una figura super partes, anche a seguito degli scandali pesantissimi che abbiamo subito in questi anni, una figura autorevole e competente che contrasti l'illegalità e la mafia, che abbia una sua struttura e che possa quindi agire come verificatore continuo di tutto ciò che riguarda il sistema appalti della Regione Veneto. Incontri trasparenti con l'agenda pubblica. Renderemo pubblica l'agenda degli incontri istituzionali del Presidente della Regione, dei suoi assessori. I cittadini hanno il diritto di controllare, di conoscere, di sapere che cosa fanno i loro rappresentanti e anche di monitorare il nostro lavoro. In questi mesi molte, no, sono state le domande dei cittadini: ma cosa fanno? Chi incontrano? Quali sono gli interessi portati avanti? Quali invece no? Perché io no e loro sì? No? Quindi un'agenda pubblica dove i cittadini possono effettivamente conoscere nell'arco di una giornata, di una settimana, che cosa fa il Presidente, la Giunta, chi incontra e perché. Quindi ovviamente questo, guardate, viene fatto dalla Commissione Europea, quindi il mio attaccamento all'Europa è anche per quello che di buono, no, fa la Commissione. La Commissione Europea e i commissari europei sono trasparenti, cioè pubblicano nel dettaglio gli incontri. Cantone fa lo stesso, ma quello che fanno in Inghilterra da sempre, anche in Inghilterra funziona così. Quindi niente di nuovo, basta ispirarsi, diciamo, a dei modelli positivi. Quindi i veneti devono essere a conoscenza di quello che fanno i loro rappresentanti. Spese pubbliche chiare e documentate. Noi pubblicheremo sul sito della Regione tutte le fatture relative ad ogni spesa effettuata, cioè ogni cittadino avrà così la possibilità di sapere come sono stati spesi i soldi pubblici e da chi sono stati incassati.
ad esempio dalla fattura per la cancelleria, per i materiali di cancelleria, alla fattura per una consulenza per il sistema infrastrutturale Veneto, faccio un esempio, o per il dissesto idrogeologico. Quindi dalla più piccola alla più importante fattura, tutto sarà pubblicato online. Cioè i veneti devono sapere come vengono spesi i soldi della regione, quindi dalle indennità degli assessori e dei consiglieri fino alle fatture della regione. Open cantieri. I cittadini veneti saranno sempre informati sull'avanzamento dello stato dei lavori e delle opere pubbliche. Quindi realizzeremo un sito web per consentire ai cittadini di seguire passo passo la realizzazione delle opere pubbliche. I veneti potranno conoscere i tempi, la quantità, la provenienza delle risorse stanziate, le spese effettuate, le aziende coinvolte, i responsabili dei lavori. E quindi in questo modo un cittadino potrà accedere a tutte le informazioni che oggi invece non ha a sua disposizione. Ci tengo proprio a dirvi che questo primo blocco del programma sulla trasparenza e la lotta agli sprechi è frutto di un confronto importante che abbiamo avuto in questi mesi, ripeto, con i cittadini veneti, che ci hanno indicato quelle che per loro sono ovviamente le priorità. E tra le priorità c'è stato spesso appunto la domanda: ma tutte queste partecipate, no? Tutte queste aziende che appunto controllate dalla regione, questi poltronifici, quanto costano? E poi ovviamente l'esigenza di conoscere nel dettaglio quelle che sono lo stato di avanzamento delle opere, perché il caso Mose ha colpito tutti, no? Quindi un'opera che non è ancora terminata, doveva costarci 1,5 miliardi, ce ne costa 6,5 perché, quindi no, costi che sono lievitati, dilatati. Ecco, questo non deve più accadere. Non deve più accadere, e lo strumento perché non accada più è anche quello di mettere il cittadino nella condizione di conoscere, nella consapevolezza di conoscere, oltre che ovviamente l'indicazione di un'autorità indipendente, non come oggi esiste, che oggi c'è, ma l'autorità è nominata dal controllato, quindi il controllore nomina il controllato, il quale in 2 anni ha fatto 2 verifiche, insomma, no? Quindi, senza una struttura, quindi è evidente che non è stato messo nelle condizioni di operare. Qui se avete delle domande su questa seconda parte. Avrei 5 domande. Una riguarda le partecipate, quindi dal 98 a... Allora, il dossier è molto corposo. La legge di stabilità impone determinati dei limiti, il dossier è molto importante, molto significativo, entreremo nel merito e nel dettaglio quando diventerò Presidente. Ovviamente avvieremo una riforma, però appunto ridurremo le aziende secondo 2 principi. La finalità deve essere ovviamente strategica, cioè deve esserci un'utilità effettiva, e ovviamente questo vale per le dirette e soprattutto per quelle indirette. Il calcolo non l'abbiamo potuto fare, però insomma sarà una riforma importante, radicale. La seconda domanda riguarda la trasparenza, il tema di trasparenza, ma soprattutto dei contributi alla campagna elettorale. Sì. Adesso la vicenda ci tiene in concordia sulla meccanizzazione di Ischia e i vari coinvolgimenti, sta portando alla luce delle cose che non sono dal punto di vista, non hanno chiaramente rilevanza penale, anzi tutta la legittima luce del sole, ma per esempio si scopre che il CPL Concordia ha contribuito alla campagna elettorale del sindaco di Bologna con 10.000 euro, alla campagna, ecco, adesso si è aperto il dibattito sulla pubblicizzazione di questi contributi prima del voto e non successivamente, in modo che anche il cittadino può controllare chi supporta, come supporta, in che misura supporta. Lei cosa? Sono assolutamente d'accordo, va fatto prima, va fatto cioè durante la campagna elettorale. Noi lo stiamo già facendo e quindi noi abbiamo sul nostro sito, invitiamo, come dire, abbiamo aperto un conto corrente specifico per le donazioni, e chiunque appunto vuole partecipare alla nostra campagna elettorale lo può fare pubblicamente, e tutti i nomi verranno appunto pubblicati online. Lo stiamo già facendo, sì. Io vorrei tornare, quando ho finito,
Sì. No, volevo tornare alla proposta di riorganizzazione delle partecipate, che è il vero core business, diciamo, della Regione Veneto. Al di là del controllificio, qui insomma abbiamo Veneto Strade, abbiamo Veneto Sviluppo, abbiamo Veneto Agricoltura. I manager della sanità invece appartengono ad una struttura giuridica o politica diversa. per cui penso non rientrino in questo pacchetto. Ecco. C'è questa proposta di creare due macro holding. È il caso di anticiparla ora un po' più nei dettagli o si riserva di farlo in un momento successivo? Mi riservo di farlo in un momento successivo, anche se... Ma lei Vernizi lo lascia ancora al suo posto, tanto per fare un nuovo consenso, Silvano Vernizi, che è, come dire, il simbolo di quello che il Veneto ha fatto. Risvolteremo come un calzino tutto il sistema appalti Veneto, glielo posso assicurare. Risvolteremo come un calzino il sistema appalti. Ha fatto il passante, cioè non è che abbia fatto nulla. Noi valuteremo ovviamente la situazione specifica di ogni singolo appalto, lo faremo attraverso un garante che sarà garante anticorruzione, sarà una figura autorevole e competente di integra moralità, lo faremo attraverso l'indicazione dei 2/3 del Consiglio regionale, quindi sarà davvero e realmente indipendente e, ripeto, noi risvolteremo come un calzino il sistema appalti perché qualcosa in Veneto non ha funzionato e non consentiremo più che i veneti subiscano quello che hanno subito con il Mose e chissà cosa succederà ancora. Insomma. Posso? Proprio su questa questione del garante anticorruzione, sì. Che sicuramente è un fatto positivo, però dire a priori che verrà nominato un garante, questo non è soltanto il problema del Veneto ma anche in Italia, non è un preannuncio di sconfitta della politica nuova che non è in grado di nominare al suo interno della maggioranza un garante politico che sia credibile, cioè questo è un dire, siccome non ci fidiamo, anche se verremo eletti, toccherà nominare comunque un garante. Ripeto, è un passo avanti, indubbiamente, però io non reputo positivo Cantone, ma la politica che dice non mi so controllare, faccio controllare a qualcun altro. Il problema è molto serio, nel senso che il sistema infrastrutturale italiano e veneto ha presentato negli ultimi 50 anni delle problematiche molto profonde, no? Cioè all'interno, dietro il sistema appalti si consumavano appetiti trasversali, classe politica eccetera. Allora, siccome le infrastrutture sono strategiche per lo sviluppo del nostro paese, compreso quello del Veneto, è evidente che la nomina, che poi non è una nomina ma è l'indicazione del Consiglio regionale, cioè io voglio che sia il Consiglio regionale che si assuma la responsabilità nei 2/3, quindi una maggioranza qualificata, di indicare una figura che rappresenti tutti, che rappresenti tutta la politica, quella politica, no, nella quale io ovviamente confido, vuole che le infrastrutture vengano realizzate con costi, diciamo così, equi e in tempi rapidi e efficienti. E per cui ritengo che questo sia un sistema per sarebbe bello arrivare a un momento in cui il garante che non ci fosse bisogno, in cui lei o chi sarà presidente nomina la sua persona di fiducia e ne risponde. Sì, però io non voglio altrimenti potrebbe essere anche lì, l'Italia insegna accordi tra gruppi correnti e così però via. Però vedi, no? adesso per esempio il controllore non è una critica all'istituzione no, però grande. Oggi in Regione Veneto succede questo, cioè il controllore esiste ma è stato nominato dal controllato, cioè la giunta ha nominato il controllore, la giunta Zaia ha nominato un controllore per le opere pubbliche, però in 2 anni questo controllore ha fatto solo 2 controlli, non ha una struttura sua di fiducia, quindi non è stato messo nelle condizioni di operare, è una presa in giro, è un'operazione di facciata, questa sì è un'operazione di facciata, no? Mentre il fatto che l'autorità verrà indicata dallo stesso Consiglio regionale a maggioranza qualificata, sia dotata di una sua struttura, vuol dire che collaborerà, cioè perché bisogna entrare nel merito e nel dettaglio fino a scovare, no, l'aspetto più delicato del sistema appalti, perché se siamo messi così in Veneto è perché qualcosa non è funzionato, e lo sappiamo bene. Mi auguravo soltanto che avesse, con un po' di che si avesse il coraggio di dire me lo nomino io, me ne prendo responsabilità. No, il coraggio è nominare uno indipendente, perché non è, insomma, è un po' da conigli indicare, no? Indicare chi ti deve controllare, perché in questo caso, per esempio, ha fatto quello che ha
fatto piacere a qualcuno, ma non ha fatto proprio il mestiere, no? Per cui bisogna anche avere la forza di dire io non ho paura di niente, controllatemi perché Ok, tanto ok. tutto sarà... Come si seleziona questa figura? Perché chi la indica al Consiglio No, regionale? no, il Consiglio regionale la vota, quindi La ci vota. saranno delle candidature, ci sarà Come si- diciamo così, si aprirà una selezione online, ci saranno dei candidati che presenteranno il proprio curriculum e poi il Consiglio regionale voterà. Ultimissima domanda flash. Angela Pederiva, Corriere del Veneto. A proposito di infrastrutture e inchieste, il governo si appresta a stralciare la Orte Mestre dal delegato infrastrutture al DEF. Va bene? Beh, se ci sono delle irregolarità fa bene sì, nel senso che qualsiasi tipo di irregolarità che emerge deve essere motivo e presupposto per bloccare intanto l'opera. Una discontinuità tra l'UPI e Del Rio che si vede, insomma, adesso. Ma più che discontinuità è non parlerei proprio di discontinuità, nel senso che sono emersi dei fatti nuovi e quindi giustamente il governo... Mauro Giacon, ultimissima domanda perché siamo stretti con i tempi. Ecco, no, lei ha citato la Rocca di Monselice, però magari la regione in quel caso può supportare anche finanziariamente un peso che magari il singolo comune non riesce a Sì, ma non con un sopportare. consiglio di amministrazione. Ah, ecco. Cioè, lo può fare senza dover pagare il consiglio di amministrazione. Grazie. Va bene, Le televisioni, grazie. per fare qualche domanda possiamo Anche perché non viene fatto